Claudio Lombardo, responsabile di Mare Amico Agrigento. Ecco, il maltempo ha provocato danni importanti, in particolare per San Leone, situazioni già denunciate da tempo, ma che purtroppo non si fa nulla per rimediare. Sì, si sapeva, si immaginava, si prevedeva. In altre zone hanno posto in essere qualcosa a difesa delle nostre coste, qui non è stato fatto niente e i danni sono stati ingenti. Sono saltati alcuni chioschi definitivamente, altri sono danneggiati. Per fortuna la sciroccata non ha danneggiato la strada perché lì quella zona è sensibile alle correnti di libeccio piuttosto che quelle di scirocco, ma i danni sono ingenti ovunque e dovranno essere quantificati, ma i danni sono a carico della natura perché pezzi di chiosco sono andati a finire in mare, serbatoi, c'è tutto in mare e quindi il mare lo restituirà chissà dove con rischi seri anche per la navigazione. Un disastro. Il solarium, abbiamo visto il solarium inaugurato qualche mese fa Il a solarium Ceduca. è stato danneggiato dalla forza del mare, però diciamo che poteva essere fatto in maniera migliore, sono stati buttati al vento diverse decine di migliaia di euro e si deve recuperare. In altri posti, Catania, Siracusa, i solarium sono ben accetti e li fanno tutti, ma li smontano ad ottobre e quindi non danneggiano la natura successivamente, in più i materiali possono essere riutilizzati. Qui si sono inventati questo solarium definitivo, però se lo fai definitivo deve essere costruito in maniera migliore. Non ho visto granché di cemento e di griglie e il mare lo ha sfondato Il facilmente. mare si riprende quello che noi... Questo c'è sempre, noi i danni di San Leone li abbiamo, sono iniziati seri dopo che c'è stato il riempimento a mare a Porto Empedocle, che da lì è stato un inseguire costante per recuperare quello che il mare danneggiava. C'è una legge non scritta che dice se noi rubiamo un metro cubo al mare, il mare lo recupererà lì vicino ed è quello che è accaduto al Caos e a San Leone e ora andiamo con interventi di mitigazione locale, come si vengono chiamati, che non risolvono il problema. L'assessore Savarino ha detto che è tutto pronto per un progetto definitivo. Speriamo bene e incrociamo le dita. Speriamo che questo progetto e questi lavori arrivino prima che il mare si prenda e faccia ulteriori Ecco, danni. parliamo delle dune, un problema che tu hai attenzionato da diversi anni, la pista ciclabile, insomma, il maltempo anche lì, non tanto oggi, ma nel passato ha colpito. Ecco, si può rimediare a questo Si problema? deve rimediare. Lì ormai il danno è stato fatto, come dicevo, il danno è a monte del riempimento a mare e qui non possiamo che inseguire questo danno fatto nei primi anni 90. E lì bisognerebbe fare innanzitutto uno studio serio delle correnti e poi con i modelli virtuali, ora anche con l'intelligenza artificiale, si possono porre in essere delle barriere soffolte e delle difese sulla strada che allunghino la vita di questa strada. Praticamente dal 2000 ad oggi ci sono stati 5 crolli con 4 riparazioni, ma si insegue sempre il danno e lo si insegue aggiustando tutto dopo che il danno è avvenuto. Invece oggi bisogna mettere un punto fermo e riparare la situazione in maniera definitiva.